I found my love in Portofino, perché nei sogni credo che ancora. sole, guardate che sole stamattina. Lo strano gioco del destino a Portofino. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oggi la mia macchina è piena di amici. Doveva stare la quarta persona, ma avrà bucato. Buongiorno buongiorno a Agostino buongiorno. E Mariano. Buongiorno a tutti quanti voi. voi. Buongiorno. Mariano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Oh, Mariano è per me, Mariano. Oh. Beh, Agostino, so che non hai problemi tu perché sei di casa a livello di queste cose. Sei stato tanti anni in radio, grande Agostino. Voi non so se vi ricordate, ma chi ha una certa età a livello di dagli anni in poi si ricorderanno di te sicuramente, perché deliziavi con la tua bella musica varia di tutto. Come c'è a mare, signor Mariano? Sì. Vuoi andare a mare? Mariano, cosa vuoi dire ai nostri telespettatori? Una buona giornata, vuoi augurare? Buon ritrovo a tutti. Bravo, grazie Mariano. Amen. Una buona giornata anche alla signora che non è venuta. Mannaggia la signora, mannaggia. La signora misteriosa. Mannaggia la putazza. Ci sta seguendo adesso? Penso di sì, penso di sì. Guardate che tempo c'è giù a Barletta, per voi che siete su a Milano, a Trieste. Su sta piovendo. E noi li facciamo soffrire, caro Agostino. Con questi video sì. Però gli diamo anche il modo di vedere la loro città, la propria città. Diciamo che Barletta è una parte del paradiso terrestre. È vero. Solo che si può fare tantissimo. Ieri c'è stato un altro video un po' particolare, ieri vicino alla villa dove c'è il zio Tom, hanno rovesciato delle panchine i ragazzi. Quella villa c'è una bellissima, io quello ho detto ieri sera, che avete la fortuna di avere questi grandi spazi che noi quando eravamo bambini ce ne potevamo solamente sognare. Non c'era niente e voi avete questi bellissimi spazi e che fate? Li distruggete. Certo, è dispettoso. Vabbè Mariano, però non è così. Mariano oggi è pieno qua, quasi torniamo indietro, dai. Perché oggi facciamo vedere il mare, il posto, sì, bellissimo. Andiamo alla cartolina, dai. Io ho un posto che si chiama La Cartolina. La Cartolina. Bellissimo. E allora. E dicevo, Agostino, hanno fatto un po' di casini a livello di buttare a terra ma che poi si presente, sono pesante. Sono in pietra. Non è la prima volta, mi sa che sì, non l'ho già fatto. E allora non va bene. Devono ancora crescere queste persone. Ma non solo di età, vedete, questa è la nostra cartolina che crescere mentalmente. Sì, bravissimo. Vedi, c'è uno che si vede la mattina questa cosa, appena svegliato, è il massimo del massimo. Bellissimo. Noi diamo questo servizio, se vedete per persone, questo servizio gratuito, sia ben chiaro, gratuito. Ma ci rendiamo conto che giornata. Bellissima. Stiamo a novembre, ragazzi, siamo al 9 novembre. C'è un mese è passato a immacolare. Non abbiamo a Santa Lucia. E infatti, già si stanno preparando, il buon Don Vito mi disse che sta preparando una bella festa di Santa Lucia, che sì? È molto senso. Io mi ricordo come al solito. Ciao! La nostra cartolina, Michele Di Pietro. Dicevo che di solito il 13 dicembre, la giornata più fredda di... Sì, ma mi sa che quest'anno salta. Andiamo al mare, signor Mariano, quando vai al mare che ti metti il bikini? No, il box? Il box. Se no si vedono i campanelli. Grande Mariano, grande. Beh. Ci deve essere un po' di autoironia, dai. Scusa, blu, grigio.
ma non altri colori. Ecco qua, la nostra porta Porta Marina. che assomiglia all'arco di trionfo della Francia. All'Arco di Trionfo. Qua una volta era chiuso sia da una parte che dall'altra. Sì, Era una specie per di... esempio, vedi, cioè, Dogana, questa dovevo cosa, sì, lo so, passare infatti, questa rotonda che è buttata, una bella storia di mennea. Questa rotonda praticamente è una vecchia fontana Sì, degli anni dell'800. Sì. E io dico, Finanza, sì, questo è un giro che faccio quasi quasi sempre. perché per venire al mare, per venire a vedere Eraclio, perché ora vi porto dal nostro papà, quello è il mio papà. Il papà di tutti i barlettani. Un Chi non barlettano ha giocato vero. sotto Eraclio da bambino? Mamma mia, e chi non si è fatto la foto sotto Eraclio? Chi non se l'ha fatta? Mariano, c'è una foto sotto Eraclio? No. Aia. Mariano, allora non sei un barlettano doc. Semmai mi arrampicavo sotto, che prima si usciva fino sopra. Sì. Ma io arrivavo a metà e non ce la facevo più. Io arrivavo su Pac. Sì. Uscivamo fuori. Bello, però cioè, anche noi non ci rendavamo conto, perché erano quelli i giochi che ci potevano stare per noi ragazzini. Parlando dei giochi, vedi? scuola. Noi quelli erano Le nostre cercavano, diciamo così. perché non gira Invece niente. loro adesso hanno tutto, invece Tutto. devastano. A mezzanotte, sai, una buona giornata a chi inizia a lavorare, una Buona santa giornata. bravo Mariano, e soprattutto a tutti quelli che stanno allettati, che molta gente sono purtroppo allettati per vari motivi, la speranza di una buona guarigione prestissimo. Ecco il nostro papà che vi saluta, eccolo, Ecco il nostro è il nostro papà Eraclio, Dice, ve lo giuro su questa croce. che me l'avete fatto quando sta palla. Lo puoi dire. Voleva Mariano per ricordarsi. Ci poteva parlare Eraclio. Vabbè, questa è una frase che... È un detto nostro, è proprio nostro. una frase barlettana. È un detto nostro. Perché per esempio tu la sai quella terza bacchina la saluti che parli? Ne voglio. La bacchina è terza. Fa una bella rima, Mariano. Ah, saluti di sta penza. Io dico la saluti di sta penza. Perché va nella pancia. Certo. Perché devi essere cafone? No. Avevi capito un'altra cosa, Mariano? Vedi, a Barletta alla mattina abbiamo anche le belle donne che sfilano. Che lasciano perdere il marciapiede e prendono la strada. La strada nel senso del ho cammino. capito. Già hanno messo i ragazzi a lavoro vicino al bar, perché la rubato un po' sta qui. Stava una zingara e un negro vicino al bar. La zingara, la frequenza, si è alzata per là stamattina. Mannaggia. Eccoci, È così. la nostra Italia. Purtroppo è così, caro. Hai visto quel video di quel ragazzo di Casa Pound che ha dato la cappuccetta al camera? Sì. Cioè, che brutta scena, A buona. Vabbè, quello stava facendo il suo dovere, era già infatti. E poi abbiamo la nostra stazione di Barletta, bellissima, dove si arriva e si parte. Bella la nostra stazione, insomma, Barletta è bella tutta. No, è troppo bella, è la città bella della tutta. disfida. Abbiamo tanto da raccontare, ma tanto. Il sole che ci segue dappertutto. Mamma mia. E poi andiamo a lavorare. Gli altri dicono andiamo a comandare, noi andiamo a lavorare. Vediamo cosa succede stamattina. Ci va a succedere, ma stai buono, Mariano. Ieri io chiusi la scuola alle 2. Aspetta, Mariano, che stiamo in diretta. Questa cosa non interessa alla gente nostra. Che lo so che tu fai il dirigente. Mannaggia te, Mariano. Io dirigente, io e niente, è la stessa cosa. No, non dire Tu così. sei una grande persona, Mariano. Io
bugia, è zero, anzi vale più niente. No, è bugia, vale, tu sì che vales. Io vorrei mandare dei saluti a degli amici di Verona, provincia di Verona, là, insomma. Saluto Pierangela, saluto Michele, che ti segui? Sì, lo so, me lo dicesti. Un saluto da tutto lo staff di Barletta Veste, un saluto a tutti gli amici che ci seguono da fuori, da tutti i paesi. Sai, a me mi seguono dalla Germania, dalla Francia, soprattutto dalla Francia. Io poi ho visto, ho un'applicazione che ti dicono da dove ti seguono, lo sai? Ah sì? Ci sono dalla Spagna, dal Brasile, dall'Argentina, dal Canada. Visto, Mariano, dalla Spagna. Olè! Hola! E un saluto a tutti i barlettani che mi sopportano tutti i giorni, mi supportano e mi sopportano. Noi andiamo a lavorare, una buona giornata, un buon giovedì. Un saluto a Agostino. Agostino, vuoi salutare tutto lo staff? Sì, saluto tutti coloro che seguono il tuo canale e ci sentiamo, vabbè, capiterà. Ci sarà. Ciao Mariano, buona giornata. Anche a te, grazie. E ragazzi, iscrivetevi anche su YouTube, che ora YouTube l'abbiamo ripristinato, grazie a Dio, grazie a due ragazzi fantastici che io non ero capace di ripristinarlo, grazie a questi due ragazzi l'abbiamo ripristinato. Da Barletta a Vesta, l'Elorus, Barletta ciao. E a Vesta. Ciao! Oh, Tonio, che vuoi? Vai!